Ben ritrovati dalla redazione. Infortunio sul lavoro ieri a Grado in un cantiere all'interno del Circolo Nautico San Marco. Capo operaio, 52 anni, è caduto da una scala da circa 2 metri mentre stava raggiungendo una barca di rimessaggio a terra. L'uomo è caduto sul fianco procurandosi, stando alle informazioni, una probabile rottura del bacino. L'elicottero del 118 non è potuto atterrare a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Il ferito è stato trasportato su un'ambulanza a Cattinara, sul posto carabinieri Sogit e personale 118. I carabinieri di Monfalcone e la polizia locale hanno effettuato un'operazione congiunta di controllo straordinario del territorio, a seguito della quale è emersa una situazione difforme rispetto a quella risultata dall'archivio telematico dell'anagrafe. 3 agenti e 6 militari hanno verificato 14 appartamenti a fronte di 64 persone controllate. Gli operatori hanno appurato che 23 stranieri, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica, erano di fatto irreperibili, non essendo stati trovati durante i controlli. Nei loro confronti sono state dunque avviate le operazioni di cancellazione dai registri anagrafici. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha scritto una lettera all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma in merito alle vertenze dell'azienda Flex, che è uno stabilimento a Trieste dove sono in pericolo 350 posti di lavoro. Lo si apprende da fonti regionali. Fedriga e la regione Friuli Venezia Giulia da sempre ottimi rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, come dimostrano le missioni più volte compiute oltreoceano, l'ultima delle quali nell'ottobre scorso. Se n'è andata un'icona del calcio rosso alabardato, un centrocampista offensivo di qualità e quantità, Aldo Dorigo, nato a Trieste il 5 agosto del 1929, si è spento nella sua città di adozione, Milano. Il nome di Dorigo rievoca i grandi fasti dell'Unione degli anni 50, quando la Triestina militava in Serie A e vinceva partite di blasone, come quella del 15 febbraio del 1953, giorno in cui a cadere al Grezzar, quando c'era ancora il territorio libero di Trieste, fu niente meno che la Juventus di Boniperti. Dorigo firmò il gol del raddoppio alabardato. Il meteo, oggi tempo molto umido, cielo coperto con piogge in genere fino al pomeriggio, deboli a ovest e in Carnia, moderate sulle altre zone, abbondanti sulla Venezia Giulia, dove proseguiranno fino a sera. Quota neve intorno ai 1000 metri circa nella notte, in rialzo verso i 1500 metri in giornata, quando però le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi. Le temperature in pianura e sulla costa minime fra 5 e 8 gradi, le massime ovunque fra 9 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.